Allora, questa era Inseparable per quanto riguarda Cecilia Luce da quest'album che si chiama Petals. Cecilia, qui i commenti positivi nella tua voce, le tue canzoni sono continui, però ti voglio fare un regalo. Non lo facciamo mai, Cecilia, ma mi ha appena chiamato una persona, un amico insomma di questa emittente, che adesso ti spiegherà tutto lui e vuole farti i complimenti in diretta. Pronto, ci sei? Pronto? Pronto? Ci sei? Mi senti? Sì, adesso sì. Ok, Benissimo. allora parla pure tu. Io vi ringrazio per l'onore che ho avuto per dirlo direttamente. Siamo 35 ragazzi che in questo momento stiamo ascoltando l'album, cioè la voce di Cecilia, e siamo estasiati al punto che non potevo non fare il portavoce a nome di tutti. Sei straordinaria, Cecilia, grazie a nome di tutti, davvero grazie. Cioè, l'umanità e la vibrazione che sta arrivando è impressionante, quindi portato fino a qui, non l'avrei mai fatto, però è caduto, quindi grazie. Grazie a te, vi adoro. Hai capito chi è? Adesso sì, so chi è. Hai emozionato. Adesso mi metto a piangere, non riesco a fare più niente, ma tu lo stai impazzisco. facendo con noi, lo stai facendo con noi, cioè, quindi ricambiamo la cosa perché è straordinario. Guarda, il mondo, come sappiamo, di essere stupito, quindi è bellissimo quello che sta accadendo e spero davvero che questa risonanza possa venire lontano, perché ce n'è un gran bisogno. Grazie. Guarda, Cecilia se lo merita. Assolutamente sì, e ti ringrazio anche te che le stai dando questa opportunità, perché come ho apprezzato moltissimo la scelta dell'umanità, piuttosto che tanti video. Siamo tutti quanti d'accordo, ecco, mi faccio sempre da portavoce. Beh, io sono fedele, come dire, un portabandiera secondo il mio punto di vista di questa linea, e credo che la porterò per sempre, perché insomma credo sia la cosa più bella. La musica è di tutti, anzi io c'ho un credo, un detto, mio motto dice la musica è intorno a noi, basta sentirla. Bellissimo, grazie per aver rotto le regole per questo intervento. Ho un immenso senso di gratitudine, grazie. Non sappiamo ancora il tuo nome però, Io mi chiamo Pietro. Pietro, va bene. Pietro, grazie dell'intervento, ma penso ti ringrazierà Cecilia. Insomma. Auguri. Oggi San Pietro. Grazie ancora. È vero, è Pietro Paolo, giusto? onomastico. Esattamente. Oggi Com'è? Niente. Tu è onomastico di San Pietro Paolo oggi, il 29. È stato il più bel festeggiamento della mia vita. In assoluto. Va bene, va bene. Grazie. Grazie della disponibilità e grazie della partecipazione, Pietro. Sei un mito, grazie, ciao a tutti. Lei è un mito. Ciao Pietro, ciao, grazie. Ciao, buona vita a tutti. Grazie anche a te, ciao. Allora, Cecilia, allora, contenta? Sì, mi devo riprendere adesso, come faccio? È finita. Ti riprendi... Adesso o riprendo a ridere o mi metto a piangere, non so. Va bene. Saluti anche dalla Patrizia della provincia di Venezia, che ti fa i complimenti. Ciao, grazie. Ti riprendo un secondo, parliamo un momento con Albert e Maurizio di questo pezzo, perché giustamente diceva Albert mentre il pezzo andava, questo è il pezzo più trainante, più commercialmente, tra virgolette, dell'album. Sì, le sonorità sono vicine a quello che è un po' l'R&B americano, le cose che stanno girando. La cosa in cui ci distinguiamo è il fatto che si senti le sonorità sono fresche, derivano dalla trance, quello che ti dicevo. Certo. Il brano poi è molto bello e quindi l'insieme delle cose secondo me lo avvicinano più a un discorso pop che sentiamo cioè più crossover, ecco, chiamiamolo così. Hai detto una cosa giusta, crossover. Anche se poi Strong è bellissimo, For Who Live Is Not lo vedrei bene per una pubblicità di qualche auto, Promise lo vedrei bene, cioè commercialmente secondo me l'album è forte, mi piacciono quella di più, quella di meno. Poi ognuno ha la sua, tu... No, a me piaceva Petals, ma mi piacciono anche gli altri. Ecco, Però io ho sentito prima che c'è stata non una discussione, cioè una presa in certi movimenti di Maurizio che la voleva impostare così, mentre tu la volevi impostare in altra maniera. E sei al microfono davanti, adesso lo puoi dire. L'arrangiamento, gli Inseparable. Esatto, Inseparable, sì. Queste sono finali diciamo che Alberto un giorno mi fa: ci vorrebbe un brano nell'album che però è un po' più ritmato, cioè un po' più R&B, un po' più, perché
ci manca qualcosa. Allora ho sentito Cecilia e fa: ma tu non avevi una melodia che avevi fatto, che eri giovanissimo oltretutto? Questo è il pezzo più giovane, cioè che più scritto? giovane, più vecchio che l'ho scritto quando ero giovane, avevo tipo 12 anni. Questo è proprio il primo. E l'avete ripreso uno dei primi praticamente, cioè La melodia il canovaccio è stato ripreso e poi è stato sviluppato Cioè, da che era una melodia da te. che si rifaceva un po' quel mondo R&B americano, diciamo così. Allora ho provato a fare un pezzo R&B, però col mio stile, ed è uscito quello che è. Spero che piaccia. E dal vivo con Alessandro come le fai un pezzo simile? Bella domanda. Andiamo in playback. Non penso che arrivi, assolutamente non lo farai mai in playback. No, perché è difficile secondo me un pezzo simile, cioè con queste sonorità non è un po' In diverso. genere Si allontana un po' dal jazz sicuramente. sì, no, diciamo che ci sono dei brani che nell'eventualità puoi, che ne so, creare un arrangiamento particolare, però non puoi mai, come in questo caso, fare in acustico, Un pezzo insomma, risulta difficile, ecco. Però ci si può tentare sempre. Ma sì, si può fare tutto nella vita, poi bisogna farle bene le cose. Beh, sono d'accordo con quindi, e quindi presentare magari qualche cosa per permettere all'ascoltatore di percepire, di vivere, di sentire addosso delle cose, insomma, devono tener conto di tanti aspetti. Ma c'è un input importante. Lei, Cecilia, ha detto che ha fatto gli studi classici, ha fatto gli studi di voce, del voce jazz, è passata da Gaslini, però il jazz ce l'ha nel sangue. E questo avvicinamento al jazz con lei, secondo me, è stato un connubio perfetto, perché il jazz, bene o male, non si sente, però praticamente è nascosto, ma Sì. potrebbe venire fuori in qualsiasi momento. Maurizio, tu tocchi sempre dei tasti, permettimi, visto che sono qua alla tastiera. Allora, tocchi sempre dei tasti che sono importanti. Allora, quello che riesce bene a fare Cecilia è quello di far sentire qual è il suo rispetto per tutta la musica che l'ha preceduta. Oggi come oggi si pensa di voler andare avanti con la musica senza nemmeno conoscere quello che c'è dietro. E quando si parla di cosa c'è dietro, non vuol dire soltanto conoscere, quindi si sente anche nel canto o comunque nella composizione, si sente questa estrazione culturale che bene o male, insomma, già la posiziona in un ambiente privilegiato. Perché conosce la didattica, conosce l'alfabeto musicale, conosce questi aspetti. Però al di là di questo, la musica jazz, la musica, permettetemi, forse voi magari questa country, Perché no? la musica spirituals, oppure si va a parlare prima di musica settecentesca, allora c'è questo rispetto, cioè non è che canta facendo sentire di saper cantare il gregoriano, perché quello lì non è lei. Lei canta la sua musica con rispetto di quello che l'ha preceduta. Per me questo vuol dire che sicuramente puoi affrontare il futuro se hai ben presente, gioco di parole, ben presente quello che è stato il nostro passato.